lascia che te lo dica Fiorello, anche rispetto, saluto tutti intanto, rispetto a ieri sera, si capisce perché c'è un grande successo del Prosecco in senso generale, non voglio distinguere Valdobbiadene e Conegliano in questo momento, siamo in terra di OCG, però perché c'è anche tanta informazione tecnica. Cioè, ieri sera, professoressa, abbiamo partecipato, abbiamo fatto un convegno, merito di Confindifesa e anche della banca che l'ha ospitato, Banca Prealpi, dove effettivamente io che giro un po' il mondo, perché consigliere ministro fino a 3 mesi fa, quel convegno lì, io erano 3 anni che non vedevo quei dati lì così, quindi questa grande forza nella ricerca, nel mettersi in discussione, nel vedere praticamente l'integrazione tra chimico e qualcos'altro, nella possibilità di dire basta la chimica di azoto ma vediamo qualcosa di alternativo. Questa voglia di mettersi in discussione dà il segnale del grande successo e quindi io vi faccio i complimenti da questo punto di vista. Poi guardo la regione, la parte tecnica, queste iniziative lodevoli, grazie a Confindifesa che le fa, dovremmo farle anche noi onestamente. Ecco, quindi ringraziamo quelli che si sostituiscono a noi, perché diciamocelo fuori i denti, ecco, dovremmo essere noi a prendere in mano queste iniziative e quindi grazie Confindifesa anche di questo. Grazie anche perché mi hai aperto un mondo quando ci siamo incontrati anche con il direttore Filippo Codato, su tutta una serie di informazioni e divulgazioni tecniche che fate anche dopo magari un evento calamitoso, un evento atmosferico importante. Noi sai che abbiamo costituito questo tavolo di lavoro, speriamo di dare e sicuramente daremo anche delle linee guida e dei segnali importanti anche nel mutualismo. Poi dico una roba, vedo Syngenta, un'azienda che io ho conosciuto sul Bostrico, mi pare, giusto? Ecco, io ero col ministro, seguivo anche tutta la parte dei boschi e vi dico con molta franchezza, sui boschi di Asiago, sui boschi del Val Visdende, ho visto tanta professionalità. Ho visto veramente tanta, sia da parte della regione sia da parte dell'azienda nel sperimentare certe molecole e in parte abbiamo vinto, stiamo vincendo questa battaglia contro il bostrico. Perché dico questo? Perché tante volte, vedete, l'interesse dell'azienda che deve fare utili, ma l'interesse anche comune dell'ente locale, della regione in questo caso, che deve risolvere un problema, si sposano con la massima efficacia. Nel caso del bostrico, devo dire, grandissimo risultato, ma anche in molte altre questioni, ve la butto lì, sta girando una sperimentazione anche di Veneto Agricoltura sulla fluorescenza dorata, che in qualche maniera, guardo la professoressa, darà dei grossi risultati. Quindi alla fine facciamo, lo continuo a dire, facciamo corpo unico in termini di iniziative, di forza, di energia, di mettersi insieme. Perché alla fine non c'è bandiera, ma c'è solamente il risultato all'interno dell'azienda, dell'azienda agricola, del singolo produttore, che deve dare, bisogna anche dare un segnale di risultato di reddito, ma il risultato di reddito non dipende solo dall'abilità dell'imprenditore, dipende anche dal sistema. E il sistema in questo caso lo fanno gli enti locali, il comune, la regione. Ieri è uscito un concetto, viene giù la frana su un pendio in cui si è accumulata l'acqua, perché dobbiamo aspettare 5 mesi per il ripristino? Sì. Quindi è un sistema. E questo sistema è uno degli obiettivi che io mi pongo, è quello di attivare il sistema. Il sistema è fatto da enti locali, unioni montane, province, regioni, istituti. Ecco, questo sistema poi deve avere, a mio avviso, e chiudo, anche la parte privata. E secondo me siete sulla strada giusta, siamo sulla strada giusta per andare avanti su questo obiettivo. Grazie di avermi dato la parola a Fiorello, buon lavoro, sto qua anch'io 30 minuti per qualcosa, per imparare qualcosa, poi mi devo andare perché ho un'iniziativa a Treviso sempre sul vino. Grazie.